In occasione della festività di San Giuseppe, il centro sociale Giuseppe della Monica di Sora ha organizzato un momento conviviale al quale hanno aderito oltre 100 persone, un modo per trascorrere in armonia una giornata e ricordare anche Giuseppe della Monica, a cui è intitolato il centro anziani. Ogni anno facciamo questa festa in onore del nostro patrono, chiamiamolo così, e c'è sempre una bella affluenza. Quest'anno invece di andare al ristorante abbiamo chiamato l'alberghiero e lo facciamo qua dentro al centro, anche perché fino a 200 persone le possiamo anche accettare. Oggi sono 100, va bene così. Il nuovo direttivo del centro anziani è impegnato nella programmazione di nuove e diverse attività con l'intento di far avvicinare alla struttura sempre più persone. Le cose stanno andando meglio. Diciamo che abbiamo anche le possibilità di fare di più perché arrivano i progetti regionali e quindi abbiamo la disponibilità superiore e faremo quello che sarà possibile, sempre nell'ottica di portare gli anziani a venire nel centro, perché se non vengono noi non possiamo fare di più, va bene? È una grossa occasione per stare assieme, è vero che è la festa di San Giuseppe, ma è un po' la celebrazione di una nuova serenità trovata in questo centro anziani. Noi stiamo veramente bene qui, non siamo degli ospiti, credo che nessuno si senta un ospite e questa è la cosa più importante per un centro anziani. Stiamo facendo cose, credo, importanti per espandere ancora le attività che sosteniamo. Per il momento potrebbero essere considerate attività limitate, però sono un po' le attività che si fanno in tutti i centri ma con grossi spunti di idea. Speriamo bene. Io auguro veramente a tutti gli anziani di Sora di venire a trovarci per respirare l'atmosfera che c'è in questo centro oggi. Alla festa sono stati invitati anche gli amministratori comunali che hanno volentieri partecipato alla giornata. È un centro che trovo estremamente vitale, non solo in queste occasioni per così dire conviviali, una bella circostanza quella della festività anche di San Giuseppe e di tutti i papà, e noi siamo contenti di essere qui e di cominciare a toccare con mano che questo entusiasmo è anche contagioso, non solo perché forse ci avviciniamo a un'età più matura, ma anche perché in effetti riscontriamo che un cambiamento con i nuovi organi eletti democraticamente lo stiamo vivendo, c'è maggiore coesione, maggiore partecipazione e tutto questo si traduce in un clima che non può che fare bene alla nostra città. Intento dell'assessore ai servizi sociali Veronica Di Ruscio è proprio quello di rivitalizzare il centro anziani in modo che sempre più cittadini possano incontrarsi e passare momenti di serenità all'interno del centro sociale. Le attività del centro sono moltiplicate, le persone anche sono ben liete di stare qui perché abbiamo creato una serie di programmi che stiamo portando a termine, finanziamenti che sono arrivati dalla Regione Lazio, progetti in corsa, gite ne hanno fatte, ecco, momenti del genere conviviali che portano comunque tanta allegria e gli anziani secondo me hanno bisogno anche di questo, quindi tanto stiamo facendo, tanto abbiamo fatto e tanto vogliamo fare ancora.